Allora, siamo veramente arrivati al momento di chiusura, per cui un minuto a testa per tirare un po' le conclusioni. Questa volta cominciamo dalla politica. Quindi che cosa fare per salvarsi in questo momento difficile? Ma io sento in qualche modo che ci sono due pulsioni. Cioè una, e ho sentito anche oggi, che richiede degli interventi in qualche modo che sono stati promossi in altri paesi europei, però allo stesso modo, quando questi interventi vengono fatti o si inizia a parlarne, prevale in qualche modo una conservazione, una paura. Noi siamo un paese che tutto sommato rispetto all'Inghilterra che ho sentito prima, ancora un welfare, ancora delle spese per quanto riguarda la previdenza e sono molto più alte. Dopodiché io inizio a capire, e non è sbagliato, che il welfare come l'abbiamo pensato difficilmente potrà reggersi. E quindi probabilmente la povertà aumenta, abbiamo i dati anche della Caritas, dell'Istat. Sì, abbiamo ancora, rispetto ai paesi anglosassoni, i paesi europei, quelli del centro Europa e l'Italia ancora, anche se chiaramente ci sono purtroppo due Italie diverse, questo ci sono, insomma, sono i dati che ce lo dicono, hanno ancora degli indici di disparità diversi, cioè c'è più, paradossalmente, pur essendo un paese molto più dinamico, pur essendo paesi in cui l'economia è molto più dinamica, hanno delle disparità a livello di welfare. Dopodiché la ricetta però è anche chiaro che se noi non mettiamo in qualche modo, se l'economia non va avanti, il welfare non possiamo più permettercelo. Quindi far ripartire l'economia da una parte, però tutto sommato ritengo che il governo, cercando di tenere in piedi anche quelle che sono delle conquiste che noi abbiamo fatto, e quindi chiaramente non facendo quegli interventi shock che certo da un punto di vista economico, numerico sarebbero importanti e sarebbero essenziali, ma cercando di preservare anche un pochino quelle che sono le categorie più deboli, sta cercando un equilibrio che io spero ha dato qualche piccolo risultato. Certo il futuro è abbastanza insomma, fosco, però io non disdegno e penso che comunque il governo stia cercando di tenere in piedi queste due istanze. Prego. No, secondo me assolutamente no, perché intervenire ancora con tagli sul welfare piuttosto che sulle pensioni significa chiudere e uccidere ormai la nostra comunità. Bisogna invece trarre spunto dagli esempi che ci circondano, quindi intervenire sull'imposizione fiscale. È giustissimo attrarre nuovi investitori. Da noi i nostri investitori vanno all'estero perché trovano delle politiche fiscali molto più vantaggiose piuttosto che in Italia. Quindi proviamo a lavorare su quello, in modo da dare respiro ai nostri ed attrarre a nostra volta nuove risorse. Contemporaneamente tagliare tutto quelli che sono gli enormi sprechi della nostra amministrazione, che in realtà sono il fardello più grande che stiamo pagando. Maurizio Conte. C'è ormai una sfasatura tra quello che è l'obiettivo appunto della politica, che mantiene chi appunto potrebbe andare in pensione a lavorare e poi non trova il lavoro per i giovani che vanno all'estero, e quindi è questo il salto che dobbiamo fare. Quello che ha detto Boeri, no, dall'indagine che hanno fatto. E dobbiamo appunto creare posti di lavoro. Per creare i posti di lavoro non servono appunto misure tampone, ma serve una programmazione che guarda i prossimi 10-15 anni. Su questo dobbiamo appunto garantire una maggior detrazione per quanto riguarda le nuove assunzioni, ridurre la tassazione. Si parla anche di famose aree, zone franche. Serve, la Spagna ha creato una zona franca enorme per attrarre capitali dall'estero. Noi vediamo che dall'estero ci vengono ad acquisire a pochi soldi le nostre imprese, le nostre proprietà, ci stanno svendendo. E questo è il salto che deve fare la politica, soprattutto relazionandosi con l'impresa, non con la finanza, perché questa è la differenza. Relazionare e fare le scelte in base alle necessità dell'impresa. Del territorio, quindi. Allora, partendo da un assunto molto anglosassone che dice che lo Stato è il problema e mai la soluzione, perché questo è proprio quello che pensano gli anglosassoni, e io dico che è questo che bisogna fare. Noi abbiamo una spesa pubblica che è enorme, o cominciamo in qualche maniera a razionalizzarla, sicuramente sacrifici ce ne saranno, o l'agonia sarà talmente lunga e dolorosa, ci porteremo avanti da qui ancora, fra 10 anni saremo ancora qui a domandarci come uscirne. Cominciamo adesso facendo, diciamo, quello che ce l'hanno detto ormai credo tutti più o meno ci hanno detto, con letterine più o meno ufficiali o meno, cioè dobbiamo intervenire sulla spesa pubblica.
Punto. Chiarissimo. Ramonda. Sì, direi che la politica in questo momento dovrebbe dare dei esempi molto grandi, molto fulgidi di come la moralità, al di là di tutto, e lo vediamo ogni giorno dall'inchiesta, insomma, non lasciamo perdere. E da questo, insomma, anche i cittadini hanno un grande sgomento. In questo momento c'è molta ansia. No, chiedo a lei un consiglio. Un consiglio per le imprese, per l'impresa, cosa fare? In questo momento, io in questo momento dico, se non riuscite a resistere, trovate dei partner, trovate qualcuno che naturalmente vi possa dare una mano. Che non sia una banca. Che non sia una banca, perché la banca in questo momento difficilmente ti finanzia, ma quello che a me interessa è dire che tipo di sviluppo vogliamo dare, visto che siamo in Veneto, alla regione. Cioè, cosa daremo come futuro ai nostri figli? Io mi preoccupo dei miei figli, cosa gli daremo nel prossimo futuro, se non iniziamo a guardare lungimirante un po' per 5, 10, 15, 20 anni, altrimenti le politiche o le beghe di partito o le piccole come dire, guerre interne non portano a niente. Forse la gente sta soffrendo. Per rilanciare appunto le imprese sarebbe bene che l'imprenditore faccia soci i dipendenti, renderli responsabili insieme di quello che può essere l'opportunità economica. E poi una leva che deve per forza velocissimamente la Regione abbassare direttamente, immediatamente le addizionali, togliere la tassa, le varie tasse regionali, capisco, da qualche parte taglierà. Questo sarebbe un bel segnale, il governo italiano, il governo centrale non fa niente, la regione Veneto inizia a partire in questo modo, potrebbe essere un segnale. Però il governo spero che sia chiaro. Un consiglio. Cioè, ci tolgono i trasferimenti, sia chiaro una cosa. Basterebbe ridurre i comuni da 8.000 a 1.500. Sarebbe che smettessi di chiedermi dei contributi di solidarietà. Non è solo solo da tagliare, qui è da costruire, che è una cosa diversa. Per esempio. O si fanno la finanza, e quello che ha fatto Draghi, il mercato finanziario, le politiche monetarie sono da supporto a delle politiche economiche basate su qualcosa che è reale. Cosa è reale? La produttività di servizi o di beni, ma è quella. Pertanto dobbiamo assolutamente utilizzare queste politiche, ma servono le politiche fatte però non certo da noi, ma da chi ci governa, economiche con, giustamente come diceva prima il Presidente, con almeno un arco temporale medio-lungo. Un consiglio per le aziende? Sì. Per le aziende è che devono monitorare molto bene la loro gestione, diventare più competenti, competitive, ma questo serve formarsi, e per cui devono andare a studiare, come, tra virgolette, e per cui imparare a gestire qualsiasi cosa, perché se sanno gestire a casa loro, sanno gestire anche l'azienda, è lo stesso concetto. Chiaro. Benetazzo, in chiusura proprio, un consiglio, perché ci chiedono consiglio. Che consiglio? Telegrafico. Nubi di tempesta all'orizzonte. Who will be the lender of the last resort next time? Chi sarà il prestatore di ultima istanza la prossima volta? Chi c'è il cerino? Fatevi il piano B per la famiglia, per l'azienda. Ci chiedono i telespettatori, diteci sto piano B in due parole. Il piano B potrebbe essere la protezione dei propri asset da possibili aggressioni Aumenterà la tassa sulla patrimoniali e così via discorrendo. Un altro paese in cui andare a delocalizzarsi, a spostarsi a vivere per iniziare un nuovo percorso di vita. Non pensiate che la soluzione venga generata qui internamente, perché dallo scenario purtroppo politico che abbiamo, anziché trovare soluzioni avremo ulteriori problemi. Chiaro. Piano B. E allora, la prossima puntata la dedicheremo alla ricerca dei piani B. Alcuni li hanno già trovati. Esatto, no, ma bisogna anche porsi da questo punto di vista. E io vi ringrazio di essere stati qui con noi, siete stati gentilissimi, anche molto esaustivi. Speriamo che da alcune domande e perplessità ci siano state delle risposte. Insomma, almeno far riflettere chi ci segue su piani B possibili e comunque su situazioni contingenti che vanno comprese bene, perché altrimenti c'è la notizia e uno non capisce che cosa ci sta dietro. Grazie ancora, buon proseguimento e ci vediamo domani. Adesso andiamo a scoprire un progetto di Euro Interim Servizi, si chiama Quinto Piano. A parlarcene nel dettaglio Liliana Borgna, che è la responsabile di questo progetto. E allora di che cosa si tratta? Alle sue spalle dei ragazzini che stanno studiando, non a caso, perché?
Allora, il progetto Quinto Piano nasce all'incirca 2 anni e mezzo fa, quasi 3 ormai, proprio dall'esigenza di occuparci anche dei ragazzi un pochino più piccoli. Noi siamo un ente di formazione accreditato presso la Regione Veneto e quindi sono tanti anni che lavoriamo nel mondo della formazione, ci siamo sempre occupati però della formazione dei più grandi e quindi abbiamo deciso di occuparci anche dei più piccoli. Il Quinto Piano è un doposcuola. Dire che un doposcuola è in un certo senso riduttivo. Noi ci occupiamo di ragazzi dalle scuole elementari fino alle scuole superiori, arrivando fino alla preparazione di test universitari. Il nostro obiettivo è quello di rendere i ragazzi sicuramente più sicuri di loro, quindi lavoriamo tantissimo sulla parte dell'autostima e renderli consapevoli di quelle che sono le loro capacità e gli obiettivi che possono raggiungere. Il doposcuola serve per aiutarli e supportarli in quelli che sono tutte le attività che la scuola dedica e insomma lascia un po' al pomeriggio e alle famiglie che sappiamo benissimo lavorano tutto il giorno. Quinto Piano serve proprio a questo, a supportare le famiglie e i ragazzi durante l'attività pomeridiana, in modo da lasciarli liberi poi nel resto della loro giornata di poter svolgere le loro attività sportive, ricreative e godersi in santa pace la famiglia quando la sera si torna a casa, senza trovarsi alle 8 di sera a dover preparare la cena, completare le espressioni, piuttosto che preparare l'interrogazione su Carlo Magno, quindi insomma creare un clima sicuramente più sereno, non solo per i ragazzi ma anche per le famiglie che devono appunto affrontare con i loro figli il percorso delle scuole. Oltre alla parte della parte di supporto allo studio per quanto riguarda il doposcuola, abbiamo anche poi la classica parte delle ripetizioni. Quindi abbiamo un problemino, insomma, magari che ne so, con la matematica, il latino, il greco, l'inglese, ecco che sicuramente qualche ora dedicata esclusivamente al ragazzo in modalità one-to-one può sicuramente essere utile a ritrovare un attimo magari quella fiducia e quella sicurezza nell'affrontare il compito in classe piuttosto che l'interrogazione e arrivare sicuramente a dei risultati che sono ottimali. Al momento appunto insomma i risultati sono positivi, i ragazzi e i genitori sono contenti, quindi ecco diciamo che ci stiamo muovendo nella direzione giusta. I ragazzi non sono, e anche i bambini non sono mai da soli, ma sempre supportati da personale qualificato ed esperto. Per quanto tempo nel pomeriggio, nei momenti della loro libertà dalla scuola e dalla famiglia? Allora, noi cerchiamo di creare sempre un servizio che sia fatto su misura sul ragazzo con il quale dobbiamo andare a lavorare. Quindi ovvio che in base a quelli che sono gli impegni di questi ragazzi, quindi le attività sportive piuttosto che ricreative, si va a creare proprio un vestito fatto su misura, quindi si va dai 2 ai 3 pomeriggi durante la settimana, almeno diciamo le 2 ore sono ecco, il minimo che ci permette di lavorare effettivamente portando a casa dei risultati che abbiano effettivamente un successo positivo. I ragazzi non sono mai soli, nelle ripetizioni si lavora proprio appunto nel one-to-one e quindi appunto vengono seguiti per tutta la durata dell'incontro. Per quanto riguarda il momento dell'aula studio è un momento nel quale noi monitoriamo comunque l'attività dei ragazzi. Il nostro obiettivo è quello di renderli autonomi, quindi a parte un iniziale accompagnamento nel quale appunto consultiamo con loro il diario, decidiamo un po' una scaletta di quello che deve essere la distribuzione del lavoro nelle 2 ore che abbiamo a disposizione, loro devono poi in autonomia organizzarsi e gestirsi il tempo, ovviamente sempre supportati da noi, in modo che appena sopraggiunge un problema o comunque insomma un piccolo intoppo magari durante l'esercizio di matematica piuttosto che insomma durante qualsiasi altro tipo di attività didattica, ecco che subito hanno un tutor che può tranquillamente rassicurarli e risolvere un problema proprio per evitare che questo problema diventi un macigno. È un sassolino che viene presto insomma eliminato. E dove possiamo trovare informazioni sul web? Abbiamo il sito www.quinto-piano.it. Perfetto, insomma per la tranquillità delle famiglie, per avere dei giovani più consapevoli e supportati anche nello studio e nelle ore pomeridiane quando altrimenti magari sarebbero da soli, la soluzione è Quinto Piano, un progetto di Eurointerim Servizi.